Voilà, ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a piantare le vigne in giardino, nel senso che qui, vedete, vicino alla menta che avevamo piantato l'altra volta, vi faccio anche vedere com'è cresciuta, quella nell'altro video che potete trovare qua. Questa era quella che sapeva di Brooklyn, tipo. Questa invece è quella che sa di, cioè viene utilizzata per fare il mojito. E qui invece c'è quella che avevamo piantato, che però non so se riuscite a vedere, forse queste sono delle foglioline ma deve ancora crescere. Qui forse bisogna ancora aspettare. Comunque in pratica a mio zio hanno regalato dell'uva fragola, quella appunto da mangiare, e allora abbiamo deciso di piantarla qui in giardino, quindi passiamo all'azione. Ecco che arriva il padre con le vigne, raggiungiamolo. Ecco qua le vigne di uva fragola, regalate da un nostro parente chiamato Santino. Allora l'idea è quella di piantarle qui vicino alla menta e costruire una specie di filare poi per tenerle su, e vediamo cosa viene fuori. Vedete, allora stiamo facendo un solco abbastanza grande, 50 cm circa, e così diamo la possibilità poi alle vigne di trovare una terra più soffice per crescere. Tiriamo via tutte le erbacce, dopo piantiamo le vigne. Ok, adesso andiamo a prendere il restrello per tirar via bene i sassi e tutte le erbacce che sono rimaste. Eccolo qua. Ecco, adesso abbiamo finito quindi di fare il solco, dobbiamo rastrellare bene e poi piantiamo. Ok, allora abbiamo spianato bene, adesso stiamo preparando le piantine, vedete, queste qua. Va bene lì? Sì. Perfetto. E adesso piantiamo le piantine. Hello! Stiamo piantando le vigne. Ecco, abbiamo piantato le 4 vigne, adesso mettiamo 2 pali in modo da dargli degli appoggi su cui crescere e diciamo sviluppare poi quelli che sono i tralci e l'uva successiva. Adesso andiamo avanti col lavoro. Facciamo i buchi per mettere giù questi pali qua. Ecco, ho messo i 2 pali, guardate qua, belli dritti, in cui poi legheremo un filo di ferro, qui si potranno poi appoggiare le vigne. Adesso stiamo piantando 2 ferri tiranti per evitare che poi il peso delle viti vada a piegare i pali principali. Adesso mettiamo giù l'altro ferro, adesso gli leghiamo il filo di ferro, qua e uno di là. E adesso tiriamo i ferri. Non abbiamo più al tirante, meno a metà della vina. Questo serve per tirare il filo e metterlo in tensione. Adesso è bello teso, vedete. Andiamo a prendere altri 2 ferri per le vigne e abbiamo quasi finito. Oh no! Ci sono 2 ferri qua.
2 ferri come questo. Grazie. Ferri trovati. Hola, saluta. Saluta. Chi devo salutare? Ciao a tutti! Eccoli qua i 2 ferri. Adesso li mettiamo vicino alla vigna per tenerla su, farla dritta, vedete. Adesso facciamo un po' di tipo una specie di tazza intorno alla vigna, così in modo tale che l'acqua che scende, cioè che adesso gli darò, resta e va nella radice della vigna. E poi anche tutta l'acqua piovana che verrà in futuro si fermerà bene qui e andrà a irrigare la vigna meglio. Questo spago qua, se la vigna poi cresce, si rompe in modo tale da permettergli di crescere e diventare grande. 2, 3. Adesso gli diamo da bere alle vigne. No, che perde. Ragazzi, allora adesso vi faccio rivedere come è venuto il tutto. Vedete, allora abbiamo messo questo palo qua che è bello saldo, che è il tirante per questo qui, in modo da farlo star fermo. Abbiamo legato i 2 fili di ferro, questo è ben teso, e ai quali abbiamo messo tutti dei paletti di ferro per tenere sulle vigne piccoline. Vedete anche qui, anche questa, e stessa cosa dall'altra parte, sempre un bel palo di ferro stretto. E queste sono le 4 vigne. 1, 2, 3 e 4, e adesso gli abbiamo appena dato da bere e cresceranno pian pianino. Bene ragazzi, anche stavolta siamo arrivati alla fine e ci vediamo alla prossima puntata. Ma scusa, allora tu l'hai vista tutta la serie? L'ultima che ho visto, che la poliziota, Quella con la frangia? quella Quella che incinta? sì, che lei andà là con la pistola e il professore alza le mani così. Ah, Fine. fine. Allora io ho viste.